L'Akragas rinforza la difesa, preso il difensore centrale Andrea Pisani di anni 30, con tanta militanza alle spalle nei tornei professionistici e tanta voglia di riscattarsi dopo un paio di stagioni in tono minore. È stata una lunga trattativa, andata avanti per qualche giorno, ma alla fine Pisani è approdato in biancazzurro. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, è stato poi in giro per l'Italia indossando fra le altre le maglie della Pistoiese, Pro Patria, Cittadella e Portogruaro. Di recente ha giocato con il Sorrento, l'Arezzo e ancora la Pro Patria e nell'ultima stagione con il Pineto in Serie D. Intanto manca solo l'ufficialità, ma la partita con la sicola Leonzio Akragas si giocherà sicuramente allo stadio Seneto. Il debutto in casa della formazione agrigentina è previsto per domenica pomeriggio. Per la terza stagione di fila affronterà il torneo di Serie C, avverrà come di consueto per la Coppa Italia. E ieri per i biancazzurri doppia seduta d'allenamento allo stadio Seneto di Agrigento. Nel pomeriggio la squadra ha lavorato intensamente sotto l'aspetto tecnico-tattico agli ordini di mister di Napoli e del suo staff, tutti disponibili in casa biancazzurra. All'allenamento pomeridiano hanno assistito anche un centinaio di tifosi ultras. All'ingresso in campo della squadra i tifosi della Curva Sud hanno dato vita a cori e applausi di incoraggiamento per la stagione che sta per cominciare. In curva anche fumogeni e bandiere. I giocatori dell'Akragas e mister di Napoli hanno gradito la sorpresa e hanno ricambiato con un lungo applauso e cenni d'intesa verso i tifosi.